Amici sportivi, un saluto da Santa Palomba, quarta giornata di Serie D, si affrontano il Montagnano e il Virtus Romanina, entrambe ancora a punteggio pieno nel loro girone. Niceforo sul pallone, l'appoggio per Longo, va lui con il destro, il vantaggio della Virtus Romanina che si porta in avanti. Adesso la partita prende una piega ben precisa, il vantaggio firmato da Longo. Priori, prova lui con il dribbling, al limite dell'aria, Priori, la conclusione, salva Niceforo. Palozzi si gira, prova lui. Pallone in avanti, Palozzi si avventa sulla sfera, la recupera, Palozzi al limite dell'aria, ancora Palozzi, salta anche il portiere, il numero 10, poi va con il destro per il pareggio del Montagnano. Adesso ristabilisce la parità Palozzi, 1-1 il parziale qui a Santa Palomba. Splendido il gol del numero 10 che salta anche il portiere. Out di destra, l'appoggio per Longo, chiude il triangolo con Niceforo, l'1 contro 1 Niceforo, il palo. Il tiro libero va a Priori, la rincorsa lunga del numero 7 che la mette alle spalle di Arpinelli per il vantaggio del Montagnano sullo scadere del primo tempo. Da lì non può sbagliare Priori e la mette lì per il 2-1. Calcio di punizione, Priori, la rincorsa lunga, appoggia a destra per Sofia, Sofia l'1 contro 1 con la punta, segna il gol del 3-1, il vantaggio raddoppiato del Montagnano, ha segnato il numero 9 Sofia e adesso si mette in discesa la partita. Niceforo a battere, l'appoggio in mezzo per Cecilia che da lì non può sbagliare per il gol del 3-2, accorcia le distanze. Adesso la Virtus Romanina, partita riaperta. Attacca la Virtus Romanina in avanti, arriva Cecilia con il piatto per il pareggio della Virtus Romanina. Adesso rimette le cose a posto Cecilia e firma anche la sua doppietta, partita bellissima qui, 3-3. Il contropiede Priori, Priori allarga a destra, si chiude il triangolo, fuori. Pallone giocato male, attenzione, arriva Pompigna, Pompigna al volo di sinistro, risponde bene Polletta. Triplice fischio del direttore di gara, non basta però il tempo, 3-3 il pareggio fra Montagnano e Virtus Romanina, un punto a testa tutto sommato giusto per quello che abbiamo visto.